Non ce l'ha fatta il ciclista 25enne di Loria, colto da un malore un mese fa dopo una gara. Il grazie del fratello per i tanti messaggi di queste settimane. Ha sentito il vostro amore. Progetti della sagra di Fontigo, per la procura Mario De Marchi morto non per un pugno ma per la violenta spinta di Fabrizio De Poi. Il 62enne dice non volevo ucciderlo, martedì l'autopsia. A Cairano intanto rabbia e dolore per la fine del 39enne, il papà e la sorella. Mario ci manca tantissimo ma continua a vivere. Cadavere di un uomo recuperato in un'auto nel Brentella a Pederobbe. Il dramma nel pomeriggio, potrebbe trattarsi di un gesto estremo. Il caso dei furti e del degrado a Santa Maria del Rovere, i residenti hanno chiesto più telecamere e pattuglie nella zona, risponde il sindaco Conte. Regionali, la squadra trevigiana di Forza Italia con l'atteso ex volto storico della Lega che attacca il Carroccio, la lista di Tosi con numerosi amministratori. Amministratori anche nella lista di Fratelli d'Italia, c'è un'altra ex leghista come Silvia Rizzotto in attesa di Luciano Sandonà a Padova, fuori dai giochi Rosanna Vettoretti. Il primo a depositare le sue liste 7 a supporto è Giovanni Manildo che crede nel traguardo finale, il Veneto che incoronò Zaia 15 anni fa ora è cambiato. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso e dunque c'è in primo piano la cronaca perché è stato un mese di speranza e di attesa, ma l'attesa e la speranza sono finite in queste ore. La morte di Kevin Bonaldo, il 25enne bassanese residente a Loria, stella del ciclismo e colto da un malore un mese fa al termine di una gara ciclistica a Sovizio. Purtroppo non ce l'ha fatta. Voglio ringraziare tutti coloro che in questo mese ci sono stati vicini e ci hanno dato forza. Kevin ha sentito tutti questi incoraggiamenti e fino all'ultimo ha lottato ogni giorno per riprendersi. Le parole toccanti del fratello Antonio che a nome della famiglia ha voluto ricordare quanti sono stati i loro vicini in questo terribile momento. Kevin Bonaldo, 25 anni, atleta in forza all'ASC Padovani, Polo Cherry Bank, è morto dopo un mese combattendo tra la vita e la morte all'ospedale San Bortolo di Vicenza, colpito da un malore il 21 settembre scorso al termine della piccola Sanremo di Sovizio. Soccorso immediatamente dai sanitari della manifestazione, il giovane ciclista bassanese residente a Loria era stato ricoverato presso il reparto di terapia intensiva. Accanto i genitori, mamma Cinzia, papà Roberto, i fratelli, la fidanzatina Alice. In questo mese Kevin ha combattuto come sapeva fare lui, ci racconta il presidente della squadra per la quale correva. I suoi familiari che erano lì dalla mattina alla sera tutti i giorni, quando si andava io e i miei collaboratori Alberto e Martino a trovarli al pomeriggio, ci dicevano guarda che oggi, stamattina è entrata la fidanzata e ha sentito il profumo, si toccavano le labbra, cioè c'erano tutti quei piccoli segnali che davano un po' anche di speranza di questi miglioramenti che si vedevano giorno per giorno. Il peggioramento nelle ore scorse, il cuore di Kevin ha smesso di battere lasciando nel dolore quanti lo amavano. Un colpo durissimo, spiega il presidente raccontando chi era Kevin. Un ragazzo stupendo, guardi, un ragazzo stupendo. Mi ricordo che quest'estate lo trovavamo sull'altopiano, altre cose, ci ha incontrato, noi eravamo in bici tra noi amici, tornato indietro, abbiamo festeggiato, era un ragazzo stupendo, gentilissimo, non ho mai sentito uno screzio o un qualcosa a dire, era veramente un bravo ragazzo, non solo come atleta, ma proprio come uomo proprio. Il sorriso, la passione per le due ruote, la sua forza, abbiamo portato Kevin con noi in ogni corsa di questo finale di stagione, si legge in un comunicato della squadra. A Loria, dove viveva la comunità, si è stretta la famiglia in un abbraccio immenso. L'unica cosa che ci resta è quella di dire che comunque confidiamo e siamo convinti che lui adesso farà altre corse in altri luoghi, in altri spazi e soprattutto con un occhio in terra sicuramente alla sua famiglia, ai suoi fratelli che lascia, ai suoi parenti più stretti e anche tutta una comunità che lo ricorderà sicuramente con tutto il cuore per la sua bontà, per la sua semplicità e la sua educazione che aveva. Il suo sorriso, le risate, la forza di un atleta che non mollava mai, la sua passione e i sogni, quelli di una vita che il destino gli ha portato via troppo presto.
E poi c'è la tragedia della sagra di Fontigo di Sernaglia. Per la procura Mario De Marchi, il 39enne morto appunto quella sera, è morto dopo quanto accaduto, 12 giorni dopo quanto accaduto quella sera. È morto non per un pugno ma per la violenta spinta di Fabrizio De Poi. Un De Poi che dice in queste ore non volevo ucciderlo e chiede scuse. Intanto sentiti 11 testimoni e martedì ci sarà l'autopsia in paese. Restano le ore del dolore a partire ovviamente dalla famiglia. Mario vive con altre 4 persone. Questa è la forza che mi dà. E poi ho la fortuna di avere la figlia che mi ha fatto 2 nipotini splendidi e mi daranno la forza di fare il nonno. È il giorno del dolore dopo la morte di Mario De Marchi a 39 anni, il giorno delle parole e dei ricordi. 4 le persone che grazie alla donazione dei suoi organi aiuterà compatibilmente all'autopsia che verrà eseguita martedì prossimo. La fine assurda che gli è toccata e che segna le vite della sua famiglia e dell'intera comunità che le si stringe attorno. Anche tutta la vicinanza delle persone che si fa forza, quello è. Perché ovviamente noi difendiamo il nostro Mario, è il nostro, però quando senti che tutte le altre persone, anche che non conoscevo, pensano la stessa cosa nostra, dicono le stesse cose nostre, dice il Mario nostro è il nostro di tutti, come era con noi era con gli altri, quindi è anche un male per tutti. Nessun pugno, Mario è morto per una spinta violenta. A stabilirlo la procura dopo le indagini e l'ascolto degli 11 testimoni presenti la sera dell'11 ottobre alla sagra di Fontigo di Sernaglia della Battaglia nel fatidico momento. Intanto il musicista e cabarettista 62enne Fabrizio De Poi è indagato per omicidio preterintenzionale. Non volevo ucciderlo, avrebbe detto il suo avvocato. Ripensando a quella sera Lasciamo stare tutto di quella sera. Non ero presente, forse per fortuna, però incredibile, impensabile, non so neanche, sconvolgente, non saprei. Certo Mario non c'è più, sarà duro perché era tanto, era tutto, era grande. Che lei di questa persona che l'ha colpito non vuole sapere? No, ma anche se fosse qua per me, io non lo vedo, lasciamo fare a chi di dovere, tanto sì, non è di certo il mio parere o quello che penso che cambia, quindi lascio a chi è più esperto e mi auguro solo che faccia quello che deve fare. E queste dunque sono le parole del dolore e della rabbia che c'è evidentemente a Cairano di San Marco. A Pederobba invece un pomeriggio drammatico con le ricerche prima e poi il recupero del cadavere di un uomo che è finito con l'auto dentro il canale Brentella nel pomeriggio, come dicevamo, a Pederobba. Si tratta appunto di un uomo, rinvenimento in via Guizzona tra Covolo di Pederobba e Onigo. Sono arrivati poi per il recupero anche i sommozzatori per recuperare il mezzo. A quanto è emerso in queste ore si tratterebbe di un gesto estremo, ancora da capire l'identità dell'uomo che è stato recuperato nel pomeriggio nel Brentella tra Covolo di Pederobba e Onigo. Apriamo una pagina adesso, una finestra su Lusiana Conco, parliamo dei funerali di le altre due vittime della strage dei ventenni e del terribile incidente avvenuto domenica ad Asiago, con l'addio a Nicola Xausa e Pietro Pisapia. Un dramma ovviamente che ha coinvolto, come sapete, anche con uno dei feriti la Marca trevigiana. E allora vediamo le immagini di un paese che si è stretto attorno alle famiglie delle vittime.
Un dolore che non si può neanche immaginare, quello che è sceso su Conco per dare l'ultimo saluto a Nicola Xausa e Pietro Pisapia, 2 dei 3 ragazzi morti la notte tra sabato e domenica nel terribile incidente stradale di Asiago assieme a Riccardo Gemo di Creazzo. Il dolore di una comunità che voleva un bene immenso a questi 2 ventenni, degli amici stretti attorno alle bare bianche che avevano condiviso tanta parte della loro giovane vita, dei familiari che li hanno amati di quell'amore unico che solo genitori, fratelli e sorelle possono provare. Una chiesa gremita dentro e fuori. Questa settimana siamo diventati più familiari gli uni gli altri. Abbiamo portato i pesi gli uni degli altri. Abbiamo pianto insieme. Per Pietro e Nicola il lutto cittadino e le saracinesche abbassate, loro che si sono dati fino all'ultimo e continueranno a vivere in altre persone. Un pianto condiviso, un pianto corale che ha riunito i cuori di tanta gente, abbracciata dalle parole di Don Luigi Bortignon. Guardandovi negli occhi, cari genitori, è troppo grande quello che è successo e noi siamo troppo piccoli per capirlo. Li abbiamo visti crescere insieme questi ragazzi. Questo paese li ha amati. Nicola con una gioia di vivere straordinaria che si ritmava dentro una sensibilità squisita. Il suo sguardo luminoso si è aperto alla bellezza del creato e ha cominciato ad amare le sue montagne. Una vita spesa per questo sport. E tu, Pietro, il tuo sorriso, la tua gioia di vivere, la tua bontà brilleranno sempre nel cuore di chi ti ha amato e conosciuto. È stata preziosa la vostra vita. Non andrà dispersa, la custodiremo nel cuore perché è piena di speranza. C'è un'aurora che sorge. Buon viaggio, ragazzi. Otto Pasini, il 21enne di Giavera, trevigiano, sopravvissuto alla strage di Asiago. Lui, come tanti poi amici, compagni e familiari, si sono stretti, si stringono in queste ore insieme per l'ultimo saluto a Nicola Xausa e Pietro Pisapia. Le parole allora degli amici oggi a Lusiana. Ci mancherai, ci mancherà tantissimo Nick, ci mancherà tutto di te, il tuo sguardo, la tua risata, ma anche i tuoi silenzi. Il tuo letto è vuoto e il tuo telefono continua a suonare, ma da lì non risponderà mai più nessuno. La voce della sorella di Nicola spezza il silenzio della piazza, un ricordo che si perde tra le mura della chiesa di Conco, gremita di persone. È il dolore che non ha parole, quello che oggi ha un volto, 2 nomi, Nicola Xausa e Pietro Pisapia. Qual è il più bel ricordo che ti porti di Pietro? Un bel ricordo che mi porto di Pietro è che lui alla sera, prima di andare a lavorare qui in Paninoteca da Maino, spesso veniva a casa mia e mi considerava come un fratello maggiore. Veniva là e ci diceva: Antonio, beviamo qualcosa assieme, ci facciamo una chiacchierata, poi io vado a lavorare. Cioè, cercava la compagnia, lo stare insieme. Vedevi che spesso mi cercava, mi veniva incontro e questo mi lega molto a lui, anche perché, come ripeto, era uno dei miei migliori amici. I compagni di scuola, gli amici di sempre, le famiglie, i volti rigati di lacrime. Nessuno riesce a trovare parole abbastanza grandi per contenere una perdita così ingiusta. Che mancheranno a tutti e probabilmente il dolore non passerà mai del tutto, però dobbiamo provare ad andare avanti e tenerceli nel cuore, ricordare tutto ciò che ci hanno trasmesso, ricordare i momenti belli insieme. Il paese intero si è fermato, le famiglie, strette una all'altra, si sorreggono come possono. Però spero che comunque tu sia ora, sicuramente col tuo compare qua, Nicola,
mi abbia sentito, mi abbia ascoltato e mi perdoni. Ciao Pietro, ti voglio bene. Torniamo a Treviso, il caso della denuncia, l'abbiamo raccontato ieri con un nostro servizio dei residenti di una zona di Santa Maria del Rovere tra furti, degrado e baby gang. Oggi la risposta del sindaco Conte. Volevo chiedere per piacere dal signor sindaco per aiutarsi in questo palazzo, per questo condominio, per una videosorveglianza. Siamo sicuri che il sindaco sarà sensibile a questi poveri condomini che si sono trovati di punto in bianco dall'essere in un'isola tranquilla ad essere in mezzo alla malavita. L'appello ai nostri microfoni, la richiesta che in via Gasparinetti a Santa Maria del Rovere e nelle zone limitrofe vengano installati dei sistemi di videosorveglianza e incrementati i pattugliamenti delle forze dell'ordine. Troppi furti, gli schiamazzi, le urla, le liti e le aggressioni spesso provenienti dai clienti del bar sottostante la Palazzina. Hanno ragione a lamentarsi, sarà ovviamente mia cura segnalare quanto avvenuto alle forze dell'ordine. Chiederò nelle prossime ore un appuntamento con il questore e anche con il prefetto. Sarà nostra cura innanzitutto lavorare per individuare i responsabili, ma soprattutto voglio intercettare le famiglie per far capire a loro che questo tipo di comportamenti non è in alcun modo accettato nella nostra città. Quanto alle telecamere di videosorveglianza, in cantiere un piano di installazione di nuovi occhi elettronici in città. Tra poco comincerà anche l'installazione di un grande piano di videocamere di sorveglianza che era già stato finanziato dal Ministero e che a giorni vedrà insomma la luce. Fatemi portare la solidarietà alla signora e a quei cittadini che si sono trovati il garage aperto. A mancare sono però le risorse per un controllo capillare delle forze dell'ordine. Sono anche convinto che serve maggiore forze dell'ordine nel nostro territorio. Chiederò anche appuntamento al Ministro non soltanto per la città di Treviso ma per tutti i comuni del Veneto per chiedere un rafforzamento degli organici, perché la sicurezza reale passa attraverso la presenza delle forze dell'ordine nei nostri territori. Dal sindaco di Treviso al sindaco di Conegliano, Fabio Chies, che invece parla di un incontro la prossima settimana, un vertice in comune la prossima settimana. Il caso è quello che abbiamo raccontato ieri, è la protesta shock dei genitori che hanno tenuto a casa e tengono a casa i bimbi perché terrorizzati dal bullo, e siamo in una scuola elementare. Sono rimasti a casa i piccoli alunni di una scuola elementare di Conegliano, protetti dai genitori, lontano dalla paura e dalle vessazioni di un compagno di classe. Una vicenda che sta facendo discutere. Le famiglie hanno parlato più volte con le istituzioni preposte, ma non hanno ottenuto risposte adeguate né soluzione ad un problema che ormai ha esasperato gli animi di tutti. L'altra mattina una manifestazione davanti alla scuola per dire no alla violenza e al bullismo. In queste ore i genitori hanno incontrato il sindaco di Conegliano. Gli ho detto che la prossima settimana ci troveremo insieme a tutti i protagonisti e gli attori di questa vicenda, perché il disagio di genitori che comunque arrivano a protestare davanti a una scuola non è da sottovalutare. So che il tema è l'attenzione della dirigente scolastica, dei servizi sociali, dell'ULSS e di tutti coloro che la stanno seguendo con molta attenzione. Vertice dunque in municipio la prossima settimana con l'obiettivo di trovare una soluzione definitiva. Ma adesso vedremo con la dirigente scolastica quali sono i passi da seguire. Io non ne faccio una questione di un ragazzo o di un altro, vanno tutelati tutti, a tutti va permesso di seguire il proprio iter scolastico, però nel rispetto di tutti, e questa deve essere la prima cosa che ci deve guidare in questa vicenda. Piccoli vessati da un compagno di classe, aggrediti sia verbalmente che alcune volte anche fisicamente. La versione dei genitori è puntuale, sono comportamenti reiterati nel tempo, ci hanno raccontato. Alcuni bambini non vogliono tornare a scuola, sono spaventati, alcuni hanno dovuto ricorrere a delle terapie. Nessuna risposta invece dall'ufficio scolastico regionale Veneto. La scuola, è stato detto, ha già fatto quello che era in suo potere, ora dovranno agire in altre sedi e altre autorità. 15 tifosi delle frange ultras del Padova e del Venezia, raggiunti da altrettanti DASPO emessi dal questore di Treviso per la mega rissa scoppiata nella stazione di servizio Cervada Est a Cessalto lungo l'A27 lo scorso 19 luglio.
Nella circostanza le due frange erano venute alle mani usando cinghiasti di bandiera e ordigni fumogeni, uno dei quali aveva provocato ustioni al collo di un giovane ultras. Tra i destinatari del DASPO vi sono due ultras del Padova Calcio di 35 e 26 anni che dovranno rimanere lontani dagli stadi per 10 e 7 anni. Alla vigilia dell'Assemblea degli Avvocati del Triveneto, in programma domani a Treviso, e ci sarà la presenza del ministro Carlo Nordio, c'è un protocollo che impegna i legali a combattere la violenza sulle donne. Vediamo come. Un elenco di legali disponibili a prestare gratuitamente attività di consulenza e informazione contro la violenza sulle donne. L'Ordine degli Avvocati di Treviso si impegna, in collaborazione con enti e associazioni, tra cui Comune, Procura, Centri Antiviolenza, Prefettura e Questura, a dare strumenti giudiziari alle vittime che vogliano tutelare i propri diritti. Un elenco di legali che possano fornire una prima informazione, naturalmente a titolo gratuito, però nel rispetto della deontologia, a tutte le donne che subiscano violenza. Quindi dopodiché questi legali non potranno assumere il mandato, ma daranno una prima indicazione di come difendersi. Secondo le regole deontologiche, dunque, questi avvocati, i loro soci, collaboratori e membri dello studio non potranno poi assumere incarichi da parte delle donne assistite, un impegno che riflette anche una funzione sociale dei legali al servizio della comunità. Io ritengo che l'avvocato ha un ruolo nella società e deve anche dare il proprio contributo. Io cerco di fare in modo che se c'è bisogno di entrare nelle scuole per insegnare la legalità, insomma, per evitare episodi di bullismo, baby gang, eccetera, se c'è bisogno noi siamo a disposizione. Un fenomeno troppo diffuso, insomma, quello della violenza sulle donne, che richiede l'impegno concreto di chi incarna il rispetto della legge. Adesso pochissimi istanti di pubblicità, poi c'è una densa pagina politica. Rieccoci in diretta. Allora la politica adesso, ormai è tempo davvero di chiusura delle liste per le regionali. Domani alle 12 il termine ultimo. Partiamo allora da Forza Italia, che ha presentato la squadra trevigiana in campo per le regionali, ovviamente all'interno del centrodestra, tanti gli amministratori, ma c'era anche ovviamente il nome più atteso, quello di Gianantonio Darè. E a un certo punto della vita ci sono le cose che iniziano e finiscono. Sono stato espulso 2 anni fa e ognuno per sé, Dio per tutti, si gira pagina e posso fare quello che facevo nel partito di prima, lo posso fare anche con Forza Italia. Ecco l'attesa new entry di questa campagna elettorale. Gianantonio Darè, ex volto della Lega, scende in campo come candidato di Forza Italia per il Consiglio regionale per la provincia di Treviso. Un candidato indipendente, non essendo uno storico del partito, lo definisce Flavio Tosi, capolista anche nella Marca. 9 complessivamente in corsa, 4 donne, Cristina Andretta, Rose Silvestrini, Michelle Pietrobone, Annalisa Civelli, e 5 uomini, oltre a Darè e Tosi anche Fabio Chies, Fabio Marina e Matteo Bellinato. Tosi non nasconde la volontà di portare a casa un grande risultato e non nega che la vera sfida di queste elezioni sarà all'interno della stessa coalizione di centrodestra. È quasi di più una competizione tra partiti alleati per vedere chi fa meglio, che non vuol dire chi fa peggio, cioè, comunque non è che devi divertire se uno fa meno, tutti dobbiamo fare di più e quindi vincere il più largamente possibile. E le vostre aspettative sono quelle di fare un buon risultato? Ma lo dicono i numeri, noi alle regionali del 2020 avevamo il 3,5%, alle politiche del 22 il 6,7%, alle europee del 24 l'8,6%, e quindi andremo sicurissimamente in doppia cifra. La campagna elettorale di Forza Italia dunque inizia ufficialmente mettendo in lista amministratori locali, sindaci, assessori, consiglieri comunali. Tanti amministratori, tanta gente che sa come andare a prendere i voti, tanta gente che sa parlare con il popolo, e questo ci serve perché per radicarci noi siamo gente che è abituata a parlare con la gente semplice come siamo noi, per cui alla fine sarà una bella corsa. Ma è inutile negarlo, gli occhi di molti sono puntati proprio su Gianantonio Darè, che alla vigilia di questa nuova avventura politica qualche sassolino dalla scarpa se lo toglie guardando ad un passato non così poi tanto lontano. Il governo prima ha fatto molto di più, soprattutto è diventato centralista, ma soprattutto si è spostato a destra, all'estrema destra, cosa che io non ho mai accettato, l'ho sempre detto dall'inizio,
La mia posizione è sempre stata chiara, soprattutto con l'entrata di qualche personaggio che voi tutti conoscete. Anche se solo in un partito nazionale, chiude da Re, porto sempre il Veneto nel cuore. Io ho iniziato a fare politica con gli ideali e principi del centrodestra, non di estrema destra. Ma i suoi rapporti con la Lega come sono, visto che comunque fa parte della grande coalizione? Ma i rapporti con la Lega sono buoni perché continuano a chiamarmi e qualche voto arriverà sicuramente da qualche militante. Chi la chiama? Bella domanda. Il sorriso sardonico di Gianantonio da Re. Non manca la componente ex leghista anche nel team scelto da Luca De Carlo per la lista trevigiana. C'è ad esempio Silvia Rizzotto, ex consigliera regionale della Lega, in attesa di capire cosa accadrà a Padova in queste ore, dove è sempre più atteso Luciano Sandonà, il passaggio di peso di Luciano Sandonà con la lista di Fratelli d'Italia nel Padovano. Per quanto riguarda Treviso non c'è a sorpresa l'assessora di Treviso Rosanna Vettoretti, che si diceva potesse essere in rampa di lancio per le regionali. Ci sono sindaci, anche qui amministratori e anche una ex concorrente dell'Isola dei Famosi. Quanti elettori si riconoscevano nella Lega fino alle... Facciamo un esempio alle europee del 2019 e poi non si sono riconosciuti per esempio alle europee del 2024. Vale per gli elettori e vale anche per chi magari oggi vede in Fratelli d'Italia chi parla dei propri valori e chi è più concreto. Ex leghisti con casacca nuova? No problem, anzi, la stoccata arriva col sorriso come sempre e non a caso nel giorno in cui si presenta una delle liste di Fratelli d'Italia in campo, quella della Marca, dove tra i 9 della squadra c'è l'ex consigliera del Carroccio Silvia Rizzotto. E in attesa che a Padova si concretizzi il passaggio clamoroso di uno zaino di ferro come Luciano Sandonà, liquidato dalle liste della Lega, e nel veneziano di un altro nome di spicco di cui si vocifera da tempo come Fabiano Barbisan. De Carlo nicchia sulle ultime ipotesi in attesa della chiusura del cerchio in queste ore nelle due province. Meglio abbondanza comunque che carenza. Gestire l'abbondanza non è mai una fatica, è sempre come quegli allenatori di calcio che hanno la panchina lunga e poi possono permettersi di scegliere l'assetto migliore. Nella Marca dunque l'assetto migliore vede tanti amministratori in campo, dal vice sindaco di Montebelluna e Punta di Diamante Claudio Borgia, ai primi cittadini come Mattia Perencina Fara di Soligo, Marco della Pietra Spresiano, Arnaldo Pittona Meduno di Livenza, o consiglieri comunali o assessori come Francesca Rigo a Godega di Sant'Urbano, Chiara Bortolato a Mogliano Veneto e Alexa Spina a Pieve di Soligo. Noi amministratori, noi sindaci siamo sicuramente sempre sul territorio, sempre vicini ai cittadini, sappiamo quali sono i bisogni dei cittadini e quindi credo che una rappresentanza in regione sia sicuramente una garanzia. Spero che sia una campagna elettorale seria, fatta bene, senza tirarci per la giacchetta, senza cattiverie e senza rivalse. Deve essere una campagna elettorale dedicata al territorio. Il colpo di scena arriva dall'assenza di chi sembrava in rampa di lancio dal comune di Treviso, Rosanna Vettoretti. Per De Carlo solo rumors. L'assessore Vettoretti non ha mai dato la sua disponibilità, non le è mai stata chiesta la disponibilità e quindi credo che non fosse proprio... non ne sia mai stato neanche in discussione. Vettoretti sta svolgendo un ottimo lavoro nel comune di Treviso, come la sua collega Gloria Sanaggiotto devono concentrarsi nel continuare a portare avanti quel lavoro. Per una Vettoretti mancante, una new entry particolare, la contessa e imprenditrice coneglianese Albina Verecondi Scortecci, che lo scorso anno arrivò in finale all'Isola dei Famosi. Una ventata di freschezza, di novità, perché io sono nuova e sono nuova anche sinceramente nella politica, perché per me è una grande sfida, sono onorata, darò il massimo, ma realmente anche per me è una novità. Intanto al di là delle liste c'è una questione che riguarda Fratelli d'Italia e il numero 1 regionale di Fratelli d'Italia, proprio Luca De Carlo, difende in queste ore la posizione del coordinatore dei meloniani a Castelfranco Veneto, il veronese Andrea Bacciga, che dopo l'assoluzione in primo grado è stato condannato dalla Corte d'Appello di Venezia a 6 mesi di carcere all'interdizione dei pubblici uffici per 5 anni
per aver fatto il saluto fascista durante una seduta del Consiglio Comunale di Verona, dove all'epoca dei fatti si trovava nel 2018 proprio come consigliere comunale. Una vicenda datata a luglio 2018 durante un'accesa discussione con un gruppo di attiviste femministe dell'associazione Non Una di Meno, che erano sedute tra il pubblico in quel Consiglio Comunale a Verona per protestare contro la presentazione di 2 mozioni leghiste tese a favorire alcune associazioni anti-abortiste. Allora sentiamo le parole in queste ore di Luca De Carlo, che difende la posizione di Bacciga. In primo grado era stato assolto perché il fatto non sussiste, cioè nessuno ha creduto che lui stesse facendo il saluto fascista. Lui ha sempre negato di aver fatto il saluto romano, noi li crediamo, come crediamo che la giustizia in ultima in Cassazione potrà in qualche maniera certificare la bontà delle sue ragioni. Quindi rimane al suo posto? Rimane al suo posto perché ad oggi c'è una sentenza che lo scagionava da tutto e non c'è nessuna diciamo così, evidenza che invece sia colpevole o che abbia fatto quello che ha sempre negato e che nega tutti gli esponenti di centrodestra del Comune di Verona. C'è una d'appello e con la Cassazione vedremo che succede, ma io sono fiducioso che la giustizia saprà dare giustizia appunto a quello che non è stato un gesto. Queste le parole di Luca De Carlo. E intanto invece sul fronte delle liste è stato Giovanni Manildo per il centro-sinistra il primo a depositare le liste al suo sostegno per la candidatura a presidente della Regione Veneto, stamane presso la Corte d'Appello di Venezia. 7 le liste per l'avvocato trevigiano, che a Focus TG è tornato a parlare della sfida ad Alberto Stefani del centrodestra e anche dei temi e anche di questo clima di campagna elettorale. Sentite le sue parole. Non mi piacciono i capipopolo a livello nazionale, ne abbiamo di tantissime esemplificazioni. Non mi sono piaciute delle esternazioni del generale Vannacci e siccome avere un ruolo pubblico comporta avere delle responsabilità, dobbiamo tutti fare un passo indietro. Il clima d'odio non è che viene calato dall'alto, è generato anche dai protagonisti della politica, quindi inviterei tutti quanti ad abbassare i toni e abbassarli occupandosi soltanto della progettualità e di cose che veramente interessano i cittadini. In questa sua campagna elettorale iniziata in anticipo rispetto agli avversari ha fatto una promessa: no allo scontro sterile da bar, sì al confronto serio sui temi. Ma a chi pensa che Giovanni Manildo sia fin troppo morbido nella sua sfida ad Alberto Stefani, e per la verità viceversa, visto che più di uno ha coniato il termine Stefanildo, il candidato del centrosinistra risponde chiaro: il Veneto che vide vincere Zaia 15 anni fa è profondamente mutato. Sono cambiate tantissime condizioni, ci sono maggiori fragilità, maggiori bisogni, anche le imprese hanno diverse opportunità e diverse difficoltà da affrontare. Per la prima volta abbiamo l'indice di produttività del Veneto che è al di sotto della media nazionale, quindi l'aria è di un Veneto che sta aspettando un cambiamento. I temi sono sul piatto da settimane, uno resta cruciale, quello della casa, per il quale Manildo ha un progetto. Un'agenzia regionale per la casa che in modo unitario affronti questo tema, le politiche dell'abitare, stanzi un fondo in 5 anni di 500 milioni di euro, 100 milioni il primo anno per incominciare a efficientare e rimettere a posto il patrimonio delle ATER. E poi il lavoro strettamente connesso con il tema degli stranieri, la ricetta a più step. Certezza, rispetto delle regole, formazione. L'idea quindi è quella di, da una parte, fare una formazione molto profonda sia sui nostri usi e costumi e sia sulla lingua e sul lavoro che andranno a fare. Dobbiamo fare una politica dei flussi governata, non subita, quindi bisogna incominciare in modo molto approfondito a riprendere il tema dell'accoglienza diffusa, cioè del fatto che non si creino ghetti e non si consegnino delle persone alla malavita, al malaffare. Negli incontri i primi ad affrontare questo tema sono state le categorie produttive e i sindacati. Quindi vuol dire che la società civile
è molto più avanti della politica. 7 liste e una squadra che l'avvocato trevigiano che conquistò la roccaforte leghista di Treviso è convinto possa farcela. Non mi sento un kamikaze, si può vincere, ha detto in questi giorni, e una vittoria non cambierebbe il suo senso pratico anche nei rapporti con l'opposizione. Sarà necessario non perdersi in stupidaggini, quindi ritengo che qualora vengano presi dei provvedimenti di largo respiro, dei provvedimenti che veramente rispondono ai bisogni dei cittadini, su questo sarà conseguente che le parti abbiano un atteggiamento di responsabilità. Difficile ovviamente prevedere cosa accadrà 23-24 novembre, difficile prevedere cosa accadrà anche nelle prossime ore con le liste da mettere a posto, più facile prevedere cosa accadrà nel weekend, nei primi giorni della prossima settimana sul fronte del meteo. Lo facciamo come ogni venerdì con il generale Iannicelli. Passaggio veloce ieri di un sistema perturbato che però ha dato una buona quantità di pioggia. Ora si è subito espanso su di noi parte di un anticiclone atlantico, vedete dalla carta del tempo come si incunea su di noi, ha portato un sensibile miglioramento nella giornata di oggi, pur permanendo impulsi di aria instabile che in parte rovineranno, ma solo in parte, il tempo questo fine settimana, ma solo con una velocità irregolare, nulla più. Quindi prevediamo per domani cielo in prevalenza sereno, poi come abbiamo detto temporaneamente potremo avere qualche cumulo che non darà effetti. Per domenica ancora cielo sereno, il sereno almeno occuperà gran parte della giornata e poi tempo soleggiato, tempo buono diciamo per la prima parte della prossima, da metà settimana in poi però prevarranno di nuovo correnti umide, l'alta pressione si ritirerà verso l'Atlantico e quindi avremo un peggioramento probabilmente con delle nuove piogge. I venti intanto saranno deboli di direzione variabile, le temperature le minime intorno a 7-9 gradi, le massime intorno a 17-19 gradi. L'Alto Adriatico tende al mosso. È tutto. E noi andiamo nel Bellunese. E ripartiamo dalla politica perché anche a Belluno è stata presentata la lista provinciale di Forza Italia, come è successo poi nel pomeriggio a Treviso. Parliamo ovviamente delle regionali. Qui sono 4 i nomi tra amministratori pubblici e professionisti sanitari. Attenzione al sociale, sanità e formazione dei giovani, ma anche sviluppo di infrastrutture e servizi per contrastare lo spopolamento e migliorare la residenzialità in una montagna che è fragile e bisognosa di maggiori attenzioni e risorse. È il leitmotiv della lista bellunese di Forza Italia per le elezioni regionali a sostegno del candidato unico del centrodestra Alberto Stefani, mai menzionato dagli azzurri a onor del vero, presentata nel pomeriggio dal coordinatore regionale Flavio Tosi e dal ministro dell'Università e Ricerca Anna Maria Bernini. È una bella lista di persone che hanno capacità gestionale, capacità amministrativa nel pubblico o nel privato, che rappresentano trasversalmente tutto il territorio di questa provincia montana e quindi pensiamo che faremo un bel risultato anche in provincia di Belluno. Forza Italia sarà la sorpresa positiva di queste elezioni in Veneto e daremo forza e rappresentanza a questo territorio. Poi della montagna si parla troppo ma si fa poco. Una lista di 4 nominativi tra cui figurano 3 amministratori: Lucia D'Aloiso, 53 anni, assessore comunale a Lozzo di Cadore; Roberto Ferro, 68 anni, ristoratore e consigliere comunale di Forza Italia nel capoluogo, ruolo ricoperto anche da Irene Gallon, 61 anni, infermiera dirigente in pensione che a Palazzo Rosso siede tra i banchi della Civica Belluno al centro. Dalla sanità anche Bortolo Simoni, 71 anni, forte della decennale esperienza a livello di direzione generale all'allora Feltrina ULS 2 con incarichi anche a Castelfranco, Montebelluna e Bassano del Grappa. I temi che sono la priorità per il nostro partito ma anche per altre forze politiche, cioè quelli della sanità e del sociale, conosco bene sia gli ospedali sia il territorio della provincia, credo di avere un'esperienza che vada messa a disposizione di tutti. Ad Agordo un nuovo sportello della CGIL per essere vicini alle esigenze della gente, vediamo. È stata inaugurata ufficialmente la nuova sede della CGIL ad Agordo, una scelta voluta per rafforzare la presenza del sindacato nel territorio e offrire un servizio ancora più vicino ai cittadini. Il nuovo ufficio perché vogliamo accogliere sempre più persone. Credo che in questo momento storico ci sia sempre più bisogno di un sindacato che dà risposte, di un sindacato che sta vicino ai problemi delle persone.
Noi risolviamo problemi, noi ascoltiamo chi entra nei nostri uffici, noi siamo quelli che riescono a dare un aiuto concreto, sempre più vicino all'utenza e alle persone, e abbiamo intenzione di continuare su questa strada, proprio di accogliere chi viene a chiederci qualsiasi tipo di informazione. Il nuovo spazio, ampio e moderno, è stato pensato per accogliere un numero maggiore di persone e rispondere alle diverse esigenze dei lavoratori, dei pensionati e delle famiglie, dalla compilazione del modello 730 alle pratiche relative alle prestazioni sociali, previdenziali e fiscali, fino al supporto per le modulistiche e le pratiche amministrative. È tutto per questa edizione, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci.